Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Cogliere le opportunità offerte dal territorio, al di là della crisi economica congiunturale nel settore agroalimentare e turistico. Il montagnanese ha ancora molto da proporre. È questo quanto è emerso domenica scorsa, 6 febbraio, all'Istituto Jacopo da Montagnana, in occasione del seminario di presentazione del corso Fondo Sociale Europeo Strategie innovative per la produzione e la valorizzazione dei prodotti tipici della norcineria, organizzato da Coop Services. Il dirigente scolastico Emilia Tornincasa ha spiegato come l'intervento abbia ricadute positive sulla formazione e sul territorio. Il nostro istituto come indirizzo agrario ha proprio questo compito, il compito di sviluppare le capacità degli studenti in relazione con le moderne tecnologie e con la moderna offerta. Un territorio quale quello montagnanese ha vocazione agricola, ma soprattutto che vanta un prodotto quale il prosciutto di Montagnana, è evidente che deve comunque puntare la propria offerta formativa dei giovani su questo aspetto. Con la Coop Services, in collaborazione con la Camera di Commercio, abbiamo attuato una serie di progetti mirati verso la formazione proprio del norcino. 3 nostri studenti dell'alberghiero e dell'agrario hanno conseguito una borsa di studio per un corso teso al raggiungimento delle capacità professionali del norcino, e comunque la collaborazione continua con grandi successi anche sugli adulti, comunque a vantaggio del territorio. È intervenuto anche il professor Nicola Calesella per l'Istituto Agrario di Trecenta e il professor Renzo Chieregato dell'Istituto Jacopo da Montagnana. Di quali competenze hanno bisogno gli allievi, secondo lei, nel momento in cui si trovano a dover lavorare? Hanno bisogno di conoscere tutti i meandri della pubblica amministrazione, punto primo, poi anche saper cogliere le opportunità offerte dalla regione e dal territorio. L'esperto agroalimentare Cristina Mariani ha delineato la figura del tecnico di norcineria con un paragone. Come nelle cantine vinicole è necessaria la figura dell'enologo, così nelle aziende che producono insaccati e altri salumi bisogna che sia presente un tecnico norcino. Il presidente di Coop Services, Terenzio Zanini, ha poi esortato i giovani presenti a raggiungere i propri obiettivi professionali. Nel Medioevo, nel 500, nel 600 partivano da Norcia quelle figure professionali che noi definiamo oggi abili nella uccisione del maiale e nella lavorazione delle carni suine. Da lì il termine norcineria. Unendo conoscenze e abilità creiamo un saper fare, che messo insieme ad un altro aspetto importante nel qualificare una figura professionale, che è il saper essere, creiamo delle figure professionali, cioè delle persone capaci di offrire un servizio presso quelle aziende del nostro territorio che ci hanno richiesto di formare figure professionali di questo tipo da inserire nelle proprie attività di produzione di salumi e soprattutto di prosciutti. Ha concluso gli interventi l'assessore del comune di Montagnana, Loredana Borghesano. Un territorio veramente a vocazione agricola, non pensiamo solo a Montagnana, potremmo aggiungere per esempio anche il melone con il suo marchio del melone montagnanese, ma pensiamo comunque a un'area più ampia dove abbiamo la frutta, dove abbiamo Castelbaldo appunto con le mele, dove abbiamo la cantina di Merlara. Possiamo portare tutto questo all'interno delle nostre aziende, ma attraverso però la formazione dei nostri ragazzi. Siamo partiti dalla tradizione del maiale di 50 anni fa per arrivare al prosciutto crudo di Montagnana con il nostro consorzio veneto, ma per arrivare a parlare anche di trasformazione di prodotti locali, perché no, anche in qualità di amministrazione, con il nuovo PAT abbiamo comunque confermato e individuato delle aree interessanti anche per la trasformazione del prodotto, pertanto un qualcosa in continua evoluzione. Il corso di 300 ore, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, con borsa di studio di 3 euro all'ora e buono pasto, è destinato a 10 allievi. Che indirizzo di studio hai fatto tu? Scuola agraria Montagnana. Come pensi poi di spendere queste competenze che acquisirai, queste abilità nel mondo del lavoro? Mi piacerebbe imparare questo mestiere perché è una cosa che ho già provato e mi piace, insomma. Le lezioni inizieranno a fine febbraio
ed è possibile iscriversi entro il 20 febbraio presso Coop Services, numero di telefono 0429 60 32 33.